ragazzi. Non sto più capendo niente perché per arrivare a farmi una roba del genere non lo so. Sto ancora cercando di capire, sembra tutto surreale. Padre, madre e figlio sono stati svegliati alle 2 di notte dallo scoppio e dalle fiamme che già lambivano le finestre della loro villetta al secondo piano. Entrambe le loro auto stavano andando a fuoco. Qualcuno, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe introdotto nella loro abitazione in via Azzalea a Mogliano Veneto per dare alle fiamme entrambe le automobili, una Mercedes e un Audi. Ci sono volute ore per spegnere il fuoco. Alle 6 del mattino le operazioni sono terminate. Questo è quello che rimane delle 2 autovetture parcheggiate come sempre in cortile. Un gesto intimidatorio, una resa dei conti, una rivalsa. Il giovane è incredulo, spaventato, era con il padre questa mattina dai carabinieri per depositare formalmente la denuncia. Con tutta probabilità l'incendio è di natura dolosa. Un quartiere tranquillo, quello che lambisce via dello scautismo nella primissima periferia di Mogliano, un dedalo di vie e villette. Nessuno dei vicini ha visto o sentito nulla, tutti sono stati svegliati dalle grida e dall'arrivo dei pompieri da Mestre con un'autopompa, un'autobotte e 7 operatori. Sul posto anche il carro ambientale dei vigili del fuoco per la bonifica della zona. Sul caso ora stanno indagando i carabinieri.